Adesso entrare per questo tema, questa cosa, tra parentesi che c'è detto, mi riallaccio sul discorso del liceo, che bisogna pensare però non solo a questa cultura, a questa lingua, a questo sapere, ma vinta la seconda, non fai dare quindi una di cose. Adesso una cosa, se che devo fare questa roba comune, non è che devi nare del mare, Sicilia, da fondamenta, come che latino, come che non latino. L'hanno Riccardo Miaccia, l'hanno Vestivini, cioè, questo roba comune, cioè lo studente sa, vediamo classe, vediamo se artista o come la vostra rosaria, in fondo, vediamo anche questo studente siamo soddisfatti, soddisfatti in questo momento ha preferito faceva andare una a noi se fosse a fare un suo figlio del suo cittadino di America. Si capisce da solo, se ci fratta la solo, non mi interessa la mia, che vi sia culto attuale dirigente della società, mi interessa che vi sia sostanza, che è tutta un'altra cosa. E cioè questa base di sostanza è meno esponente di un'unità del comunicato, però io non sono meno preoccupato perché la sua è la mia. No, se vogliamo sbagliare un pare, mi allaccio questo discorso che ha fatto il figlio, è pure l'idea di questa selezione, ma non come candidare, cioè non mi interessa. Caute tramite la selezione, ecco un minimo scontere. E se vogliamo imporre questa cosa, se vogliamo imporre, no, questa cosa naturalmente, tramite il potere acquisito dal mercato. Se vogliamo cominciare a non riparare questa catena del suo gioco di minimo, in tutti, in paese, non ti compone tutti compare, ma uso chi pensa a suo testimone, questo è latino, e non chi pensa al suo federalismo di un piccoletto, sappiamo sempre che lo vogliamo amare. Lo sempre, no? Se vogliamo partire da quanto compare, per Weigel, Sadomo, in base a subito di usare un'idea precisa del testo federalismo e il tegrismo del testo federalismo. Infatti no, non c'è inutile a ponere che in buona casa, quando 80 non deve neanche cursare proprio dell'accesso non si è nato Gianni e fai da federalismo non deve dare che come de moda, poi si deve vai a bere il passo federalismo, fui subito. Perciò non conosciuto su chi si di questa cosa. Ma devo un po' ne compare, vado un tratto manuale, non me lo vedo, manuale, vai compare, sbagliamo e faghiamo. A volte se noi non capiamo ancora in medas assemblea, tanto proprio probabilmente di uno è più bravo esatto, più colto esatto, in citazione, chi non si interessa proprio. Un'altra cosa che non ci interessa è sono d'accordo con questo canale Oreste che bisogna proporre non solo cose sulla Bibbia, sui nostri e su di noi che riteniamo necessario che sia importante cose della Bibbia, ma devono travagliare l'intra fora, cioè verso il governo italiano e proporre, si vede sì, una Costituzione, una vostra Costituzione federalista. A mio caro vorrei chiedere, ascoltando prima la metafora della Sardegna-Europa, solo attraverso il rapporto con l'Europa possiamo veramente attuare questo federalismo, certamente non ci sono dubbi su questo, però vorrei chiedere, però intanto dobbiamo fare i conti con l'Italia. In che senso l'Europa ci permette di risolvere la relazione con l'Italia concretamente? E in che modo comunque siamo chiamati a parlare di questo federalismo Sardegna-Stato italiano? E poi io interverrei su Sadomo Comune, ma prima, così per saperne di più, è possibile brevemente dare una risposta? Però ha ragione Pillini, ha ragione Bua quando dicono che il problema centrale è la sovranità, l'esercizio della sovranità, che il potere, poi come dicevo. Perché questo? Perché tutto il problema del federalismo sta nel mistero della sovranità, perché sia la sovranità che il potere sono come ciò che diceva San Girolamo quando traduceva la Bibbia dalla ebraica veritas, sono come un'anguilla che più
uno tenta di stringerla e più gli scappa di mano. Proprio così è il potere. Ecco, la risposta a Marchisio Bambino è questa. Siccome noi per l'Europa siamo comunque una regione, una delle 90 regioni, non siamo né la prima regione che è lo Stato libero di Amburgo, né l'ultima, la 90esima che è la Macedonia, ma siamo una regione. Partiamo da lì, perché questa è sicuramente un aggancio serio, però non abbiamo interlocutori, perché nel momento in cui per esempio noi abbiamo fatto il collegio elettorale con la Sicilia e con l'esercizio del potere, ci hanno tagliato fuori e non ci hanno consentito di dire noi vogliamo fare il collegio per esempio con la Corsica, con la Liguria, con il Piemonte, con chi volete, ma in quel momento in cui si fa una legge elettorale, che la legge elettorale non è un fatto neutro, è un fatto strumentale rispetto alla figura di Stato che si vuole ottenere. Quindi è questo, ha ragione Figlio Più quando dice pensiamo alle leggi, ma ci dobbiamo pensare bene, non comunque sia, perché altrimenti ci tagliano fuori. Ma adesso se vogliamo parlare della regione sarda come base dalla quale partire per definire la sovranità in senso federalista europeo, con chi parliamo? Nessuno, proprio perché ci hanno tagliato fuori attraverso meccanismi elettorali che si discutono a monte. Ecco la ragione per la quale dico almeno regione siamo in Europa. Sì, ma concretamente per saperne di più non è che mi interessi ora un dibattito tra noi due. Concretamente, ammettiamo che la Sardegna sia una e che abbia potestas, non è più unita alla Sicilia, la Sardegna da sola e colloca due parlamentari europei. Di fatto, cioè il rapporto con l'Italia come avviene? Com'è che si salta il discorso? In concreto voglio dire, in concreto si salta attraverso la definizione che l'Unione Europea è una Costituzione federalista. Nel momento in cui noi abbiamo accettato il Trattato dell'Unione Europea, l'abbiamo ratificato con il Parlamento italiano, distratto peraltro, io vi posso testimoniare che era distratto nel momento in cui abbiamo ratificato quel Trattato dell'Unione Europea. In quel momento l'Unione Europea è federalista con due concetti importantissimi, quello della solidarietà e della sussidiarietà, che altrimenti il federalismo è una tecnica che può essere altrettanto centralista quanto il centralismo attuale francese. Ecco, ma in quel momento, quando noi chiediamo che la lingua sarda entri nelle scuole, allo Stato italiano, cosa avviene? Io non lo so. Questo è il discorso, cioè, che mi interessa. Se vuoi la mia opinione, io ti dico che io ho sempre sostenuto che questo, lungi dall'essere un impoverimento, come sostengono i centralisti, è un arricchimento. Se questa è la mia opinione. Dico che nel momento in cui si difende la cultura e la lingua sarda, noi stiamo arricchendo e non impoverendo la Sardegna. No, ma dico, l'Italia ci dà un no. L'Europa non dice sì. Mi interessava proprio nel concreto, mi interessava. Questo è il problema proprio dell'esercizio del potere, cioè di una sovranità che sia accompagnata dall'esercizio del potere. Per questo è necessario costruire la casa comune, per questo è necessario aggregare insieme chi la pensa in questo modo, non con progetti di federalismo fasullo, ma di federalismo vero che incentri sul concetto di sovranità statuale modificato secondo le tesi che noi riteniamo siano accettabili da noi. Altrimenti finiamo per essere quei mediatori esterni, quei mediatori di interessi esterni stando in Sardegna, perché la verità vera è quella che diceva Mimmo Bua, che non è che in tutti questi anni i sardi siano stati alla fine traguardare, sono stati tagliati, no, sono stati conniventi con chi ci ha voluto tagliare. Questa è la verità vera, che alcune classi dirigenti sarde hanno preferito avere la mentalità, mi scuso con l'onorevole Cocco, della terza internazionale, di avere cioè delle connivenze con l'esterno piuttosto che pensare in termini propri, in termini di interessi propri. Posso dirti una cosa? Il discorso che facevi del rapporto con lo Stato, che è molto chiaro e molto preciso, noi abbiamo due modi di affrontarlo. Uno è tecnico, potremmo dire che lo Stato italiano viola alcuni principi internazionali di riconoscimento della minoranza, eccetera, e lo sapremo tutti. L'altro però, quello che a me preoccupa, è che lo Stato italiano non proibisce al Consiglio regionale di parlare in sardo, non proibisce di pubblicare le leggi anche in sardo, di fare queste cose qui. Fare la lingua significa questa volontà che noi possiamo fare, ecco quando io dico il primo passo, siamo in un processo.
La verità è l'autocastrazione di un gruppo che non ha potere autonomo, ma che è il rappresentante di poteri esterni. Questa è la concezione vera, anche se in questa rappresentanza si allirano... un tantino. No, io sto sintetizzando molto perché altrimenti sarebbe... Però questo è il segno. Io ti faccio soltanto un esempio. In tempi oscuri, 15 anni fa, all'inizio quando si sono fatte le circoscrizioni per la prima volta a Cagliari, nella mia circoscrizione, con un vero deputato, è passato un regolamento in cui si usava il bilinguismo in una qualunque circoscrizione di un quartiere di Cagliari, perché una persona l'ha fatta. Cioè, ecco, voglio dire, queste cose non sono vietate dalla legge, noi dobbiamo spingere in quella direzione. È il discorso che si faceva, io sono molto d'accordo, ma infatti il professor Lilli sta presidente su un comitato che è tutto incentrato proprio per cercare di ridare informazioni, strumenti, cultura alla cultura e presa di coscienza. È chiaro però che in questo, se anche quello dobbiamo prendere coscienza, c'è anche l'altro dato, il potere politico comunque ci blocca, ci comprime, cioè ci sono anche termini di una lotta, cioè non diciamo la barzelletta che ugualmente si usava in altri tempi, ma non è vietato parlare del sangue, ma chi l'ha detto? Ma se persino in seminari era proibito, c'è una sanzione disciplinare se uno veniva scoperto a parlare del sangue, cioè era proibito in tutta una serie di culture. Quando il direttore della RAI, quando un programmista iniziava a parlare appena lo censurava, gli diceva stai attento. Cioè è questo che noi dobbiamo recuperare, ma anche innescando dei cosi politici. E visto che ci sono, concludo anche così, non faccio la seconda parte. Quando io dico avviare, prendo il discorso che facevo Restepini, mi dice io sono indipendentista, va bene, anch'io potrei essere indipendentista, però in realtà noi siamo in un processo in cui il problema politico non è di qualificarci cosa siamo. Se io spiego che sono indipendentista, federalista, eccetera, cosa aggiungo al dibattito? Il dibattito è capire in questa fase politicamente a quale aggregato possiamo arrivare per conquistarlo adesso e iniziamo a fare questo gap. Poi più avanti vedremo qual è la situazione, anche perché altrimenti certi termini troppo in avanti diventano ancora più difficilmente praticabili, però adesso noi alcune cose si possono fare. Il discorso della lingua, della ripresa culturale e di convincere questa classe politica, perché qui bisogna anche stanarli in un certo senso, ad accettare almeno alcuni atti che ci consentano la libertà di riprendere quella coscienza che vogliamo, cioè perché finisca la censura che oggi esiste. Cioè io da un certo punto di vista ho paura dell'intermediazione politica, dall'altra però dico la politica è anche un ostacolo, una cosa contro cui non possiamo fare un cammino parallelo, perché prima o poi ci incontriamo e lì lo dobbiamo saper combattere. Sono arrivate molte persone di varia estrazione, democristiani, PDSini, eccetera, e sono anche intervenuti. Ecco, io ho ascoltato gli interventi e ho anche sentito in corridoio di quelle espressioni, di quelle battute che sono molto significative perché dette così e senza presunzione dell'ascolto degli altri, e in una posizione ipercritica. E allora mi interrogavo, al di là delle polemiche, e mi interrogavo, e dell'interrogazione che vi porto, cosa vuol dire porre Salommo comune? E chi sono i soggetti che lo vogliono? Questo discorso è fondamentale in Sardegna se si vuole tentare una comunicazione possibile. Per esempio, l'onorevole come si chiama? Contu. Ero venuto ben disposto ad ascoltare, affascinato da questa denominazione di casa comune, ma in realtà ho notato che si tratta sempre di discorsi abusati, di luoghi comuni, in sostanza di estremismi, comunque non era questa la mia casa comune. Ascoltando fuori in corridoio giornalisti o altri uomini politici, così in gruppetti fuori dall'aula, sentivo dire: da quando ce le sentiamo dire queste cose? Ma proprio non c'è un'idea di novità, una qualche novità. Ora io non vorrei che, capisco voi e io stesso posso rispondere e capire, giustificare o andare contro queste battute, ma intanto io me ne pongo un problema. Di fatto è così. È inutile che noi diciamo Capuso non comprende nulla, sono un idiota ballalloni, vabbè, ma così non capiamo niente. Di fatto noi ci poniamo il problema.
esistono queste critiche e questi commenti di varie estrazioni, di gente che comunque è venuta, ha fatto una scelta in qualche modo. Allora mi interrogo, senza dare risposte, perché già che non si tratta di giochetti di quiz televisivi, ma che cosa vuol dire casa comune? Uno, cioè l'oggetto della questione politica. Che cosa vuol dire casa comune? Non sono una domosua? Casa comune che in tu domedda sei inferriata? Non datela per scontata, come ascoltavamo anche poc'anzi. Ancora, chi è il soggetto proponente? Come si classifica il soggetto proponente nel contesto santo? Chi sono questi soggetti? Qual è il loro percorso storico? E non mi interessa tanto nello stabilire se è positivo o negativo. Non è questo il discorso. Il discorso è in una teoria della comunicazione politica. Come sono osservati? Come vengono giudicati? E rispetto a questo giudizio, in che senso vogliono entrare o non entrare a prioristicamente un no? Perché? Come? A me interessa in senso tecnico questo discorso. Non importa se io ideologicamente sono più vicino ai proponenti. Io me lo pongo come una teoria della comunicazione politica per la possibilità di identificare che cos'è questo domo comune. Perché altrimenti nel momento in cui i soggetti proponenti e il contenuto oggettivo della proposta, domo comune, si caratterizza secondo criteri considerati passatisti, ripetitivi, non mi importa se a sproposito, ma come escogitare un modo in cui non sia ripetitivo anche per loro? Allora mi interrogo sull'elaborazione culturale dei proponenti e nostra, sull'elaborazione culturale di tutti noi che in qualche modo giriamo attorno, per vedere se non ci sia proprio un deficit culturale. Un deficit culturale rispetto al tempo, voglio dire, come forma del tempo attuale, oggi, rispetto anche a un anno fa. Per vedere perché l'aggiramento possibile è dato soltanto dal trovare la forma del tempo attuale, altrimenti non sarà altro che un gioco a perdere costantemente. La risposta possibile per non essere distruttivo è quella di Gianni Loro: provare in ogni esperienza locale, minuta, senza politicizzarla troppo in senso ideologico visto da quelli ideologicamente, nel fare. È un fare. Il dramma nostro sardo è l'iperpensiero. Noi non stiamo stronzi, noi siamo solmesi, noi siamo spessatori, ma non stiamo fare. Quando si tratta di hackere, ma voi non andate bene, o tutto nuda noi siamo, o tutto o nuda. Quando si tratta di s'accontentare di supacco, ma questi te che reschisia, sono cos'è da sa? Dai sa scos'è si comincia. Allora bisogna andare, io vi lancio una sfida. Ditemi che motivi ha oggi un ragazzo da 15 a 25 anni di iscriversi a domo comune. Voglio rimanere a voi. Ditemi una di motivazione. L'importante è che siamo in un giochetto di sfide. Tu mi vuoi beccare in un punto di perdita, è così che non si va avanti. Mi capisci? La psicologia che ti anima adesso è questa, bisogna smetterla con... Io non ho dato nessuna adesione e chiudo il discorso. Ma è questo tipo, questa tipologia di intervento che già pensa della colpevolezza dell'altro. Figurati se hai problemi con me, devi tutto dire, quali problemi avrai con altri nel contesto sano. Io non ne ho. Io provo a rispondere brevissimamente. In qualche modo la provocazione che ha lasciato questo bandino è centrale. Perché? Perché a partire dall'articolo di Pittore che c'era sull'Università di oggi, quando lui rilanciava il concetto di catalanità, in che cosa si esplicita la catalanità? Se non in un potere contrattuale altissimo da parte del popolo catalano rispetto a Madrid. E questo potere contrattuale da che cosa gli deriva? Com'è che i catalani sono riusciti ad imporre un pacchetto a González? E hanno detto: noi vogliamo questo, vogliamo che tu ci svincoli ancora di più la nostra televisione, vogliamo che le nostre industrie abbiano la possibilità di operare a livello internazionale senza passare per Madrid. Sto facendo degli esempi. Per scendere nello concreto, il professor Carlos qui è uno dei progettisti di una futura borsa sana. Entriamo nel concreto. Vediamo allora se la casa comune può essere interessata da un progetto di questo tipo. È una cosicchetta,
Però è una cosa, partiamo, entriamo nella prassi, come diceva lui, perché altrimenti sono belle le parole, però hanno ragione quelle persone che dall'esterno dicono ma non è sempre più, sono sempre le stesse cose, saranno ideologici, avranno dei loro pregiudizi, però bisogna fare un salto di qualità da questo punto di vista. Siamo anticolonialisti, siamo tutto questo, no, non basta più. Un giovane, un trentenne, oggi vuol sapere un motivo preciso per cui deve aderire a un progetto per creare il futuro della Sardegna. I punti di questo progetto devono essere chiari. Quando si parla di federalismo si deve dire esattamente che cosa si vuole, si deve dire alla gente che tu che sei dipendente, impiegato, tu che sei imprenditore, quale contributo vuoi dare a questo progetto di federazione all'Italia? Quale contributo vuoi dare? E lui ti chiederà, ma io che cosa ne guadagno come imprenditore? Io cosa ne guadagno come lavoratore? Questo vuol dire parlare concretamente, scendere nello specifico dei problemi, dal punto di vista tecnico-giuridico, dal punto di vista economico, dal punto di vista antropologico. Volevo sapere da voi, ma non è caso che lo diciate oggi, ho sentito parlare, c'è stata un'analisi abbastanza veloce, perché il tema non consente, della situazione politica attuale, si è parlato di federalismo, si è parlato della Sardegna dell'Europa, di una casa comune, di tutti i sardi. Ecco, io vorrei sapere se quando dite tutti i sardi, comprendete anche quei sardi che oggi vengono in modo ipocrita definiti dalle istituzioni sardi non residenti, che invece sono i cosiddetti immigrati. Perché io da 10 anni ho l'esperienza dell'immigrazione e fino al febbraio scorso, cioè fino all'ultimo congresso, io ho ricoperto delle cariche a livello dirigente, quindi conosco bene questa situazione. Allora, non è opportuno che voi vi chiediate che cosa pensano questi sardi non residenti, che io invece continuerei a definire immigrati, che sono, io adesso mi riferisco a quelli dell'Italia, che sono 500.000, lasciamo stare quelli dell'Europa, perché vivono una situazione molto più grave, molto più difficile. Cosa pensano, cosa sanno, cosa dicono, cosa vogliono, lo siete chiesto. Quando si parla di questo progetto di una casa comune, avete sollecitato un o no? Perché? Che ruolo occupano questi sardi? Che ruolo occupiamo noi? Perché io faccio parte di questo gruppo, in queste vostre analisi. Guardate che spesso da parte delle istituzioni, ma da parte anche di molti dirigenti di questa federazione di sardi non residenti, si dice: noi siamo disposti a mettere a disposizione appunto della Sardegna le professionalità acquisite fuori dalla Sardegna. Ma se mettono a disposizione della Sardegna le professionalità acquisite, mettono a disposizione della Sardegna anche modelli culturali che sono completamente diversi dai nostri modelli culturali, cioè andrebbero a cozzare con quelle richieste e quelle analisi precise che ha fatto Eliseo Spiga e che ho sentito fare anche da altri, compreso il professor Molino. Perché in generale nei sardi cosiddetti non residenti l'aspetto culturale ormai è sbiadito. Loro più che altro si presentano con delle riproposizioni stereotipe che sono completamente acritiche. Loro riportano determinati particolari, determinati cerimoniali senza chiedersi il perché e il come. Non sono cioè prodotto di riflessione. In noi, forse in me non credo, ma in molti, si è allontanata questa coscienza di appartenere ad un popolo, ma non soltanto emotivamente, per cui io sono di Vitti, io sono di Villacino, io sono, no, di appartenere ad un popolo in base ad una definizione anche politica. In loro questo è il problema. E allora io volevo chiedere, credete che sia opportuno considerarci? Credete che sia opportuno sollecitare nei numerosi circoli che oggi costituiscono questa federazione italiana degli esteri, sollecitare dei dibattiti per sentire le loro riflessioni e valutare l'opportunità o meno di usare le loro proposte? Guardate, ci sono moltissimi giovani, per esempio nella mia associazione ormai l'80% è formato di giovani, non più degli immigrati della prima e seconda generazione, che sarebbero disposti a tornare in Sardegna, che sarebbero disposti a dare un contributo delle loro idee, vorrebbero sapere se ciò è possibile, se voi che uso ne fate, perché anche in loro, come me, esiste questa situazione specifica. Noi lì siamo sardi, quando veniamo qui siamo famosi, no? E prendiamo le nostre discussioni, le ascoltiamo, le portiamo di là, le rielaboriamo ed è un modo sterile, una forma di comunicazione mentale che finisce nel momento stesso
Ecco, io penso che se siete così sensibili a metterci al corrente di quanto potete fare e chiedete il progetto culturale, la difesa della nostra identità, non privati, salve. Verona. Molto brevemente, veramente, anche perché da virtuale, come lei ha detto, anche perché di questi incontri, di queste assemblee di dibattito, ormai ne abbiamo fatto, viste alcune, dove tutti quanti, in un momento dove il discorso del federalismo sembrava una cosa impellente lì dietro l'angolo, allora si è visto una passerella di personaggi dove tutti si dichiaravano federalisti, anzi lo erano da tempo, anche se poi di fatto non l'avevano dimostrato. Ecco, proprio partendo da questi presupposti, questo comitato che oggi ha questo primo incontro, primo di una lunga serie di incontri che farà anche con l'uomo della strada, anche nei paesi, si è permesso, si è sforzato di individuare in un progetto di trasformazione della Costituzione in senso federalista alcuni punti fermi irrinunciabili. Ora noi attorno a queste proposte che vorremmo stimolare un confronto politico serio per uscire dal guscio, chi veramente poi federalista lo è veramente, lo deve dimostrare, o chi lo è solamente nei fatti, perché tutti quanti, quando la cosa va di moda, ci risultiamo federalisti o altro. Per quanto riguarda la casa comune, io non so quanti come me sono d'accordo con Eliseo nel vedere sempre più rispetti i margini di democrazia nella nostra regione, nella nostra Sardegna. Ecco, proprio questo avanzare di questo pluralismo e anche dell'affermazione del nordismo, perché in effetti mentre prima si dava conto e ragione solo alle centrali romane, che cosa sta cambiando oggi? Che non sarà più le centrali romane ma saranno le centrali milanesi. Ecco, si stanno affermando sempre di più quelli che sono invece i grossi interessi. In questo contesto la Sardegna, visto che tutti quanti poi alla fine siamo d'accordo nel riconoscere che veri rappresentanti non ne ha avuto, ma ha avuto solamente degli ostacoli al servizio delle centrali ieri romane e oggi milanesi. Ecco, la casa comune in questo contesto, in questo bipolarismo dove non esiste più una destra e una sinistra perché non si capisce in questa confusione una sinistra che è d'accordo per essere rappresentata da uomini di destra, sino a ieri statalisti e personaggi dei grossi interessi. Ecco, per casa comune si intende uscire fuori dagli steccati, fuori dalle ideologie, fuori dalle solite bandiere o da religioni, come ha detto l'amico di cui non mi ricordo il cognome, ecco, per costituire veramente in Sardegna, perché vista la peculiarità, quella terza via necessaria per far uscire veramente dalla subalternità la nostra terra, la nostra regione, la nostra nazione. Ecco, per casa comune. Ecco, ma insomma a questo che vorremmo un confronto serio, ma non perché noi dobbiamo indicare, noi ci siamo sforzati in questo manifesto di dare delle indicazioni, però un confronto a tutto campo è quello che intendiamo fare e oggi è quella base di partenza. Diversamente si fanno delle passerelle, discorsi fumosi, tutti quanti ci troviamo d'accordo, poi ognuno si va a richiudere nella propria chiesa. Anche nella costruzione della casa comune, per esempio, è sottovalutato il fatto che tramite alcuni strumenti che sono i contratti di lavoro nazionali, che sono le leggi nazionali, per esempio sul pubblico impiego, c'è e non si vuole mettere in discussione, anche se noi nel piccolo lo facciamo, ma non abbiamo una forza sufficiente, perché i lavoratori sardi sono molto legati ancora a una certa mentalità, e tramite quello passa un centralismo disperato che coinvolge una persona che è politico anche regionale. Ho assistito da poco a un'assemblea di lavoratori regionali. La regione Sarda, proprio il 9 di febbraio, sollecitato dalle organizzazioni CGIL e CISL, firma un protocollo d'intesa dove al primo posto c'è l'assunzione
immediata della 421, che io non lo so se quella legge, chiunque la legga, sia una legge che consenta spazi a poter fare diversamente in Sardegna, anche solo pensare a una macchina regionale che sia più vicina alle esigenze dei cittadini sardi. Beh, nessuno si oppone a questo problema. Quindi andrà avanti questa legge, dopodiché le leggi non è vero che non influiscono, le leggi determinano atteggiamenti e se fottuto come quando ti dicono il collegio elettorale è questo, identico. L'altro giorno c'era alla televisione un dibattito, ma insomma come si fa a non esserci un interlocutore che dica a qualcuno stia zitto almeno per pudore? Allora se c'è un'organizzazione che ha, come dire, impiantato le sue fortune sul pubblico impiego è la CISL, oggi la CISL però si presenta davanti al popolo italiano a dire siamo i fautori della privatizzazione, è stato un disastro, ma chi è che metterà in discussione qualche volta gli atteggiamenti di coerenza, ma gli atteggiamenti che poi diventano strutturali, insomma. Cioè, allora nella casa comune bisogna cominciare anche a mettere dei pezzi, affermare che per esempio si va verso contratti regionali, e si va, che vuol dire contratti che siano a misura di questi lavoratori che vivono in un territorio, che vivono delle contraddizioni. La scuola deve essere a misura di questo tipo di esigenza culturale che hanno i sardi. Non è pensabile che passi tutto viene io sono passacarte, tutti sono passacarte. E allora chi fa la scelta di non dipendere più da centrali romane non è una scelta così. Una delle ragioni per cui si può dire a un giovane perché devi adesso? Perché ti propongo di avere uno strumento dove comandi tu, ma tu comandi dalla A alla Z, dove sei tu il protagonista, dove tu diventi colui che per la tua sorte, per il tuo futuro determina. Però la cultura, voglio dire, è tutta, la cultura pratica, sindacale, politica, è tutta tessuta di questo. Se gli dite a qualcuno di questi che sta nei vertici, ma dimmi che cosa pensi per la Sardegna, ti prende la fotocopia di quello che hanno detto quelli e te la mette in pratica, non sa fare altro, non sa più pensare. Questa è la verità. Allora se uno sforzo bisogna fare, ma bisogna anche appoggiarlo chi fa questo sforzo. Io non ne vedo segnali che siano in questa direzione. Quindi si crea un vuoto rispetto a chi fa questo passo, come dire un povero scemo che tenta una battaglia improba, che non vincerà mai, ma certo che non la vincerà mai. Se il resto dei sardi continuano a pensare avendo la testa lì e i piedi in Sardegna. Una battuta me la lasci dire, Giacomo. Ti ricordi la vicenda dell'Arst? No, la vicenda dell'Arst, io ho proposto un contratto regionale sardo, quando c'era il presidente un sardista, una giunta favorevole, eccetera. È rimasto tutto così, per dire che anche certe sollecitazioni sono state date per l'occasione buona. Però quello lì bisogna dimenticare che Gianni, non per conto suo, ma dalla regione ebbe l'incarico proprio di pensare una legge che oggi si può dire la 421 nazionale, cioè proprio doveva studiare insieme ad altri un'ipotesi per quanto riguarda la riforma regionale. Beh, è stata messa nel cassetto e chi ha il potere oggi non tira fuori quella che è adatta alla situazione nostra, no, dice benissimo, c'è la legge regionale quadro, nazionale quadro, la prendiamo identica, non solo identica, ma peggiorata nella peggior specie, introducendo anche elementi di divisione non so, qui c'è qualche esperto. Io mi domando questo, ma che passo si deve fare quando c'è? Allora la volete una proposta? Perché, per esempio, una riunione di questo genere non iniziamo a farla? Vediamo chi viene. Invitiamo tutti i consiglieri regionali, invitiamo tutti i parlamentari sardi e chiediamo a loro se nei loro programmi c'è qualche punto che ci aiuta a capire se questi ragionano per i sardi o se hanno altri progetti, perché così si costruisce. Questi sono gli elementi che abbiamo, mica quelli che noi speriamo che ci siano. Noi ci siamo sforzati, professore, di fare una cosa. Il professore Massucco, come vuole che la chiami, non ci diamo da lei, non abbiamo una frequenza tale.
Posso dire questo, noi ci siamo sforzati di fare una cosa che unificasse. Ci siamo sforzati, stavo dicendo all'inizio, forse con i toni sbagliati, di scrivere quello che pensavamo e sappiamo che molte di queste cose non soltanto possono essere migliorate, ma possono essere molto migliorate. Ci rendiamo conto che è un progetto ancora acerbo, però veramente quello che poco fa lei diceva, che tu dicevi, non serve ad andare avanti. Noi abbiamo bisogno di tutti, ognuno dell'altro, per favorire un processo di aggregazione su una base di discussione che deve essere la più ampia possibile. Io vi ho detto che per mia esperienza questo impegno politico nasce dalla constatazione dell'abbassamento spaventoso dei livelli di garanzia fondamentali della democrazia, elezioni, libertà personale. Oggi si finisce in carcere, per un sentito dire. Io credo che dalla Sardegna, proprio per quello che tu dici sempre, possa levarsi una voce importante per ridare non solo ai sardi, ma a tutta l'Europa, all'Italia, un segnale di legalità, non però seguendo le strade istituzionali, il confronto. Ecco, Giacomo, tu hai detto delle cose importantissime, l'ultima però mi lascia perplesso: convocare i consiglieri regionali e i deputati per dirgli che cosa? Ma chi rappresentano? Chi hanno rappresentato? Che cosa hanno fatto? Ma non dico per la Sardegna, ma per onorare il loro mandato. Queste esigenze fondamentali, scusa e chiudo, queste esigenze fondamentali, queste constatazioni preoccupatissime sono e devono essere alla base del dibattito tra tutti quelli che hanno la volontà di venire fuori da una situazione che rischia di diventare di formale democrazia ma di sostanziale dittatura dell'informazione, dittatura della giudiziaria per certi aspetti, perché abbiamo avuto anche questo tipo di deviazioni nel nostro sistema. E allora, se ci stiamo sulla base sbagliata, piena di errori, modesta, stupida, che Angelo Caria, io e qualcun altro abbiamo scritto, ci confrontiamo e vediamo se si può andare avanti per costruire quella che stasera è stata chiamata la Casa Comune dei Sardi, ma cos'è e cosa non è? Siamo noi. Siamo la nostra volontà di uscire da questo vicolo cieco in cui ci ha portato un bipolarismo fasullo. E forse dalla Sardegna è possibile levare una voce per venirne fuori.